racconta tu papà, allora, la sua permanenza lì in prigione, come la ricordava lui poi? L'ha mai accennato? Sì, qualche volta, ma soprattutto mia nonna. Mia nonna naturalmente il mattino subito è andata dal vescovo per orare la causa di mio papà, e ricordo che mia mamma, che allora era fidanzata di mio papà, andò Pia X per avere notizie. Fu un atto molto coraggioso, una ragazza di 20 anni che va nella tana del lupo, perché insomma sapevano cosa succedeva al Pia X. La città sapeva. Sì, sapeva. Pia X era la sede delle Brigate Nere, dove i prigionieri venivano sistematicamente torturati. Lei andò là con la scusa di portare generi di conforto, ma non le fecero vedere mio papà. La tennero fuori con qualche battuta pesante. Sì, le botte venivano somministrate praticamente ogni giorno. I giovani così venivano colpiti con pugni e calci o bastonati con un bastone oppure con uno scudiscio che lasciava, dice mio papà, aveva ancora sulla schiena tracce delle cicatrici. E rimase per quanto queste tracce? Sempre. Tu hai i ricordi di averle viste? Sì. Certo, non del mare. Era con lo scudiscio, lo scudiscio, lasciato questi segni. Sì, lo scudiscio, proprio la scudisciata. A torso nudo? A torso nudo. Penso. No, mia nonna ha detto sì, a torso nudo, però dopo metteva la camicia e la camicia era tutta sporca di sangue. Mia nonna ha detto magari rovina anche la camicia, perché era di seta, diceva mia nonna.